Esasperato dalla lunga attesa al centro tamponi della Cipressina a Mestre, anziano investe con la propria auto una guardia giurata, 10 giorni di prognosi diagnosticati. Nessuna violazione alle norme anti-Covid per la gente ritratta in piazza San Marco la notte di Capodanno, immagini diverse da quelle della Smart Control Room, così il comandante Agostini. Il Veneto rimarrà in giallo per almeno altre 2 settimane, discriminatoria la DAD solo per i non vaccinati, dice il presidente Zaia, pronta la controproposta della regione. La scuola incide con il 26% dei contagi giornalieri, a dirlo la dirigente regionale all'istruzione Carmela Palumbo, in attesa delle nuove direttive proprio sulla DAD. I lavoratori stagionali considerati gli invisibili del governo scrivono una lettera al presidente Draghi chiedendo aiuto per il loro rinnovo del sussidio di disoccupazione. 17enne di Mestre minacciato e rapinato con un coltello puntato alla gola, preso il rapinatore, un 20enne di nazionalità straniera, potrebbe essere l'autore di altre rapine. Ha tagliato il traguardo delle 22.000 presenze il presepe di ghiaccio di Jesolo. Si tratta del più grande presepe d'Italia realizzato dai maestri dell'Accademia Italiana Ghiaccio Artistico. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con un fatto reso noto poco fa dall'ULSS 3 Serenissima, perché un anziano avrebbe volontariamente tentato di investire con la propria auto una guardia giurata. È successo al Covid Point della Cipressina a Mestre. Un anziano in coda al punto tamponi di Mestre avrebbe investito volontariamente alla guida della propria utilitaria una guardia giurata in servizio presso il centro della Cipressina. Il gesto sembrerebbe sia accaduto perché l'anziano si era esasperato per la lunga attesa. L'episodio si è svolto il 31 dicembre, a riferirlo la ASL 3 Serenissima. La guardia giurata è ancora ricoverata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato vari traumi dovuti all'impatto con l'auto. All'uomo è stata diagnosticata una prognosi di una decina di giorni. Negli ultimi tempi i punti tampone sono stati molto impegnati, accogliendo migliaia di persone, molte delle quali in accesso libero. Le code e le attese sono inevitabili. Nulla però può giustificare il gesto compiuto da uno degli utenti, che ha addirittura investito con la propria auto l'addetto alla sorveglianza. A dirlo è il direttore generale Edgardo Contato. Il vigilante in servizio è stato immediatamente soccorso dal personale del SUEM 118, che ha deciso di portare il ferito al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia delle forze dell'ordine per redigere un verbale di quanto successo ed ascoltare le prime testimonianze. Torniamo sulla prima grande polemica di questo inizio anno, le immagini diventate virali non solo a livello locale di una piazza San Marco gremita di gente la notte di Capodanno. Cerca di spegnere ogni polemica parlando di stupidaggini il comandante della Polizia Locale di Venezia. Sostanzialmente all'ultimo dell'anno fino a mezzanotte meno 20 non c'era nessuno in piazza San Marco. La gran parte di persone che erano uscite da Palazzo Ducale, che è stato aperto fino alle 23, e quindi non c'era proprio assolutamente niente. Quindi quelle immagini non sono veritiere? No, sono veritiere di una situazione che si è creata tra le 23:45 e le 0:10. La gente che è arrivata in piazza, uscendo dalle mercerie, gran parte uscendo dalle mercerie, tant'è che le mercerie per un certo periodo sembrava un flusso di un fiume in piena, e sono arrivate alcune migliaia di persone in piazza contemporaneamente per farsi sostanzialmente gli auguri.
Tanta la gente in piazza San Marco a Venezia la notte di Capodanno, è vero, tuttavia non si è trattato di assembramento se non per un effetto ottico di riprese fatte da vicino con il telefonino. Insomma, una stupidaggine, dice Serafico, il comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini. Quella è una vera stupidaggine, nel senso che noi abbiamo le telecamere che fanno vedere tutto il contesto. Se uno si mette col telefonino in mezzo a 30 persone e lo fa girare, sembra che ci sia la folla infinita. Fatto sta che nessuna multa né sanzione è stata elevata semplicemente perché ne mancavano i presupposti. Tutti hanno rispettato le regole. Prosegue sempre Agostini, spegnendo così ogni tipo di polemica e bagarre sulla gestione dei flussi di arrivi per la notte del 2022. E si vede anche dai filmati che aveva la maschera. Non è mica vietato andare per la pubblica via, Ci sono poi i temi del Covid con la prima conferenza stampa dell'anno del governatore Zaia. C'è una buona notizia, il Veneto potrebbe rimanere in giallo per almeno altre 2 settimane. Questo è l'aggiornamento del governatore di fronte alla diffusione massiccia di Omicron trovata anche nelle acque reflue con percentuali davvero record. Ma a dominare sono i temi della scuola. Discriminatoria, dice Zaia, la DAD solo per i non vaccinati. Sentiamolo. Io vi dico, il mio pensiero non è un fatto politico, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati in un regime nel quale, regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è l'obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Si smarca dalla proposta fatta al governo il 31 dicembre scorso dal coordinatore delle regioni Massimiliano Federiga, Luca Zaia, quella di mettere in DAD solo gli studenti non vaccinati nel caso di 2 positività in classe. Nessuna dietrologia politica, avverte il governatore, solo la necessità di non creare nuove tensioni e disparità all'inizio di un anno già carico di interrogativi. Questa è la linea, tra l'altro, della Società Italiana di Pediatria. Spesso sono bimbi di genitori vaccinati. Quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica, se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte. Per evitare comunque il caos a quarantene, con il rientro in classe il 10 gennaio, la Regione del Veneto nei prossimi giorni presenterà all'esecutivo una sua proposta, una via che si augura il Presidente possa essere adottata a livello nazionale e sulla quale ancora non si sbilancia, solo qualche indizio. Non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà fare quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Più in generale resta un contagio diffuso su cui incide sempre di più Omicron e la sua ormai conclamata maggiore diffusività. Quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone con sintomi, quindi è molto veloce. E di questo c'è evidenza anche nelle acque reflue, come evidenziato da uno studio condotto proprio dalla Regione Veneto. Prima in Italia, dal 5 dicembre nelle fogne è stata trovata la variante Omicron, una presenza in crescita esponenziale, tanto che ad oggi è all'80% nei campioni di virus riscontrati e sequenziati. Un contagio che cresce quindi, meno proporzionalmente i ricoveri, che continuano a interessare soprattutto pazienti non vaccinati, in particolare in terapia intensiva. Pressione ospedaliera dunque ancora sotto controllo e che sembra allontanare, ma non troppo, l'arancione. Ragionevolmente almeno 2 settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo. A 6 giorni dalla loro riapertura il fronte, lo avete capito, è quello delle scuole, così la dirigente regionale Palumbo. E sappiamo che la scuola incide sul 26% circa, anche un po' di più forse, di contagi giornalieri, quindi se nella nostra regione abbiamo 10.000 casi al giorno è facile dire che 2.500 almeno sono imputabili alla fascia dell'età scolare. E sono in forte aumento. E sono anche in forte aumento, proprio esponenziale di giorno in giorno. La quarta ondata preoccupa il mondo della scuola e la variante Omicron mette a rischio la tenuta del sistema delle quarantene messo in atto dal Ministero della Salute e da quello dell'Istruzione.
La Omicron ha un po' scompaginato tutte le previsioni e anche tutte le cautele che nelle scuole si erano adottate. La riunione del Consiglio dei Ministri il prossimo 5 di gennaio dovrà in qualche modo tenere presente dei contagi in crescita in vista dell'apertura delle scuole in Veneto il 10 di gennaio, tenendo però conto che la proposta di estensione in tutte le scuole della DAD per gli studenti non vaccinati a partire dal secondo contagio in classe ha sollevato un mare di polemiche. Il governo dovrà considerare che per molti genitori la proposta è giudicata discriminatoria, anche vista la bassa percentuale di vaccinazione fra i minori. Le perplessità sul da farsi non mancano. Sicuramente sul piano didattico tenere la classe parte in presenza, parte da remoto è molto difficile, molto problematico per le scuole. Prevedere una formula mista mette in grandissima difficoltà sia tecnica ma anche proprio didattica le scuole e gli insegnanti, e questa è la prima perplessità, ma io ne aggiungo anche un'altra. Teniamo presente che a livello di ragazzi, bambini della primaria, noi in Veneto abbiamo un tasso di vaccinazione di prima dose che ha raggiunto l'11%, in altre regioni siamo anche sotto il 10%. Quindi mi chiedo a cosa potrebbe servire questa misura. L'altro aspetto riguarda i ragazzi delle superiori, visto che poi sono le famiglie a decidere se vaccinare i propri figli ancora minorenni. Quindi la scuola, che dovrebbe essere un luogo di inclusione e di dovrebbe indurre a ridurre le differenze e le distinzioni anche di background familiare, diventerebbe un amplificatore che peraltro si ripercuote proprio sul diritto allo studio. Dalla scuola al mondo del lavoro, con un importante aggiornamento sul fronte occupazionale, perché nel tardo pomeriggio è arrivata la convocazione al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti, per l'avvertenza Speedline il giorno venerdì 7 gennaio alle 14. Una speranza in più quindi per i lavoratori dell'azienda di Santa Maria di Sala, diventati un simbolo su molti fronti, quello economico con una proprietà straniera che vuole chiudere per delocalizzare, quello politico e sociale con una delle maggiori aziende veneziane che è divenuta presidio da difendere sul piano del lavoro. E si definiscono invisibili i lavoratori stagionali del turismo, che hanno scritto una lettera al Premier Draghi chiedendo aiuto per il loro rinnovo del sussidio di disoccupazione. Sentiamoli. Noi lavoratori invisibili abbiamo scritto al Presidente del Consiglio Mario Draghi, chiedendo per l'ennesima volta il prolungamento della NASPI fino all'inizio della nuova stagione. Gli invisibili chiedono aiuto e lo fanno scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Chiedono al governo di ricordarsi di loro. Sono i lavoratori stagionali e tutti gli invisibili del turismo, dello spettacolo, dei parchi a tema e dei settori a loro connessi, tutti messi a dura prova a causa della pandemia. Lasciati senza aiuti da marzo 2020, ora si ritrovano senza lavoro e senza disoccupazione. Purtroppo la disoccupazione di quest'anno è ormai finita e i mutui, gli affitti e le bollette vanno comunque pagati. Nell'ultima stagione hanno potuto lavorare al massimo per 5 mesi senza gli straordinari pagati e con contratti a forfait. Il loro contratto di lavoro è un altro tema dolente. Un altro punto che ci sta particolarmente a cuore e che abbiamo scritto nella lettera è quello di sistemare il nostro contratto di lavoro, rendendolo uguale o equiparato a quello di un lavoro a tempo indeterminato. Una situazione economica difficile che inevitabilmente si ripercuote nelle famiglie. Nella sola costa veneziana le stime indicano circa 5.000 invisibili in difficoltà economiche. Più volte i lavoratori hanno provato a contattare gli esponenti del governo, purtroppo senza ricevere alcuna risposta. La cronaca: rapina armata con coltello a Mestre, vittima un ragazzo di 17 anni. Oggi il processo per direttissima a carico del rapinatore. Si tratta di un ventenne di origini straniere. Stamattina il processo per direttissima al rapinatore ventenne di nazionalità straniera che ieri, armato di coltello, ha minacciato di morte, puntandogli addosso l'arma, un ragazzino di 17 anni, rapinato di soldi e cellulare. Il fatto a Mestre, tra via Piave e via Felisatti, a 2 passi dalle poste centrali.
Il rapinatore potrebbe essere anche uno dei responsabili di altri episodi simili, denunciati recentemente sempre nell'area della terraferma veneziana, in particolare negli ultimi giorni di dicembre. Stavolta l'intervento delle volanti è stato quasi immediato e ha permesso di intercettare e fermare il rapinatore nel giro di pochi minuti. Con sé aveva ancora il cellulare appena sottratto alla vittima. Indagine ancora in corso per ricollegarlo alle citate altre rapine che potrebbero essere state compiute con l'aiuto di uno o più complici. Torniamo a occuparci dei temi dell'economia e del lavoro con un appello che arriva dal deputato Dem Nicola Pellicani al governo. Tenga fede agli impegni presi sul porto di Venezia, dice il deputato veneziano. Cancellata in manovra di bilancio da parte della Commissione Bilancio del Senato l'emendamento del Partito Democratico a sostegno dei lavoratori portuali. Fatto gravissimo, commenta il parlamentare Dem veneziano Nicola Pellicani. L'emendamento riprendeva un impegno formale assunto dal governo alla Camera nel novembre scorso, un impegno ribadito solo pochi giorni fa in Senato nel corso della discussione sulla stessa legge di bilancio. Non è pensabile un comportamento del genere, soprattutto in relazione all'importanza della misura. Misura che avrebbe permesso a centinaia delle migliaia dei lavoratori portuali di Venezia occupati in attività riconosciute come usuranti, quali il lavoro in banchina, di andare in pensione, specifica sempre Pellicani. Si tratta di una categoria già duramente colpita dagli effetti della crisi determinata dal Covid e su questa norma non è possibile indietreggiare. Per questo il Partito Democratico riproporrà già nel decreto milleproroghe, in discussione a brevissimo, l'introduzione della norma. Decreto milleproroghe che arriverà alla Camera certamente dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il sostegno ai lavoratori e alle imprese del porto che ancora risentono pesantemente gli effetti del Covid è un tema per il quale non è possibile fare marcia indietro, conclude un piccato Pellicani. Vanno difesi tutti gli interventi previsti nel porto, soprattutto a Venezia, ma prima di tutto viene la difesa del lavoro e l'interesse dei lavoratori, per cui su questo tema non è possibile far marcia indietro. Ma l'economia veneziana guarda comunque avanti con la fantasia e l'inventiva di tanti giovani studenti messi al servizio dei processi di innovazione delle imprese del territorio in crisi. Sono stati presentati a Mestre i risultati di un importante progetto della Fondazione Venezia con le università cittadine. Riutilizzare il vetro di scarto delle fornaci di Murano per creare nuovi oggetti, oppure realizzare nuovi modelli di esperienze enogastronomiche che esaltano la tradizione culinaria veneziana. Per 8 mesi circa 50 giovani studenti tecnico-professionali del nord e centro Italia hanno messo la propria creatività e le proprie competenze al servizio dell'innovazione delle imprese veneziane. Aziende del veneziano che hanno proposto i loro temi, i loro problemi, le loro priorità, dagli archivi della Biennale ai tessuti dell'alga di un'azienda Tabino Tabi attiva nel centro storico di Venezia, dalla editoria indipendente fino al commercio elettronico dei capi di abbigliamento prodotti a Venezia e nel veneziano. Il progetto ha sostenuto processi di innovazione aziendale soprattutto nei settori più colpiti dalla crisi pandemica come moda, turismo e cultura, frutto di una collaborazione tra la Fondazione di Venezia e le università Ca' Foscari e UAV con il patrocinio di Confindustria e Camera di Commercio veneziane. La qualità che abbiamo visto oggi dimostra il grande potenziale di questo tipo di iniziative. Siamo felici di averle sostenute e le continueremo a sostenere, convinti che questo sia uno dei modi in cui possiamo concretamente dare sostegno alla crescita del capitale umano e del tessuto imprenditoriale della nostra città metropolitana.
E che ci sia voglia di ripartenza ce lo raccontano anche i dati che arrivano dal litorale veneziano. Pensate che domenica a Jesolo il presepe di ghiaccio realizzato dai maestri dell'Accademia Italiana Ghiaccio Artistico ha tagliato il traguardo delle 22.000 presenze. Si tratta del presepe di ghiaccio più grande d'Italia che è stato inaugurato lo scorso 4 dicembre. Un grande successo che ha spinto l'amministrazione a prorogare l'esposizione per i prossimi 3 fine settimana fino alla conclusione del mese. Il presepe quindi animerà la piazza jesolana fino al 30 gennaio. E a proposito di presepi vi ricordo in ultimissima battuta che c'è ancora la nostra rubrica Il tuo presepe. Del resto le feste non sono finite, quindi potete continuare a inviarci i vostri presepi, le vostre creazioni più belle al numero che vedete in sovraimpressione 351 17 55 340. Come sempre indicate il vostro nome, cognome e il comune di residenza. Ricordatevi anche di inviarci delle immagini fatte in orizzontale. È tutto anche per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. C'è il meteo. Buona serata. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Graduale indebolimento dell'anticiclone che permette così il transito di una perturbazione. Sarà mercoledì il giorno più instabile, ma già martedì avremo qualche avvisaglia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 4 gennaio mostra un cielo decisamente coperto e nuvoloso, nebbie anche fitte sulle pianure e nelle valli alpine. Al mattino probabilità bassa di locali piovaschi, ma dal pomeriggio e soprattutto durante la sera e poi nella notte sarà possibile qualche occasionale pioggia sparsa. Temperature stazionarie sempre sopra la media del periodo, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata sarà piuttosto uggiosa, con tempo però molto variabile e con qualche precipitazione discontinua. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 7 e 11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà generalmente asciutto. Tuttavia il cielo sarà grigio con qualche schiarita più soleggiata nel pomeriggio. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.